أنا ستين وقفانità hanno anni più né babbo né mamma un momento dato, che giudita un momento. E abbiamo avuto una mamma che ha avuto una grossa malata, che ha avuto una forza di carattere, non mi stende mai la mano. Portanto io so papà e sua mamma che aveva una maniera. Quando mio papà è morto mi iniziavo che montanare a Ciamannacci venuto, poi dice a mamma, ho paura, non mi era stanzio. Mi va in piazza con noi, stava di meno un problema per diventare cittadino. Mamma dice l'educazione di mio figlio che va da permettere, ringrazio papà. Per divulgare per la mia mamma. Voglio dire, sono stata sempre curiosa cittadina, malgré che ci mancava da fare, per esempio. Quando mi conoscevo erano partita all'urto, non avevo mica avuto, non facevo nulla, ero amorosa. Sapete, non regretto mica la cittadina. Non avevo mica un palazzo, ma ero amorosa. E la nostra mamma ci ha mostrato il senso del lavoro, dell'onore, di rispettare le persone. Non eravamo mica animali. A corsa che si che non volevamo fare. A corsa che è una terra, ma la volontà siamo noi che la abbiamo. Se non volevamo la pace, se non volevamo vivere insieme. E noi che facciamo la corsa, non è mica la corsa che facciamo noi, siamo noi che facciamo la corsa. Non posso mica dire. Dipende dalla gente, dipende da noi, dipende mica né dai governamenti né dalla regione, dipende dalla persona, di lavorare, del lavoro, di e l'indipendenza, cioè essere indipendente non domanda mica l'elemosina, la più bella indipendenza. Non si può mica imporre una sovranità a tutto il mondo. E questa è la libertà di essere indipendente, non fare mica, non approfittare mica del prossimo. E la libertà è questa che trovo io, non mica libertà politica. Allora noi, i parenti si occupano dei figlioli, primamente. L'educazione viene dalla famiglia, non viene mica né da madre, né da maestra, né da preti. L'educazione si fa a scuola,